Buongiorno ragazzi, siamo a Piancavallo, abbiamo lasciato la macchina in questo parcheggio qua ed ora davanti a questa sbarra inizia il nostro sentiero per la gita di oggi. Oggi andiamo a fare l'anello del Monte Chiastellat, dovrebbe essere un'escursione abbastanza semplice, senza grosse difficoltà. La pace del bosco, che meraviglia! Siamo in una zona che noi battiamo molto raramente, ossia siamo nel Pordenonese. Non veniamo quasi mai a camminare qui, non so per quale motivo. Non prendiamo mai in considerazione questa zona, ma in realtà è bellissima. Siamo a 20 minuti dalla civiltà in macchina. Verde, rigogliosa e anche silenziosa. Questo vedere la novità del giorno. Dai! Sto cercando di uccidere il mondo della moda, facendo degli abbinamenti di colori che non stanno né in cielo né in terra. Siccome la sportiva Akira purtroppo risentono degli anni, hanno 4 stagioni alle spalle e il Gore-Tex mi ha salutata, una leggera pioggerellina e mi ritrovo con i piedi in acqua. La sportiva Ultra Raptor color arancione nonno. Questa è la prima novità del giorno. Sì, non è l'unica. Non è l'unica, perché sto cercando di uccidere io il mondo della moda e degli abbinamenti? Lo scopriremo tra poco. Santo Gucci, aiutaci tu. San Valentino, aiutaci tu. Re Giorgio, aiutaci tu. Dolce e Gabbana, aiutateci voi. San Karl Lagerfeld, aiutaci tu. Belli questi bastoncini. Ebbene sì, bastoncini nuovi della Camp, alluminio. Scusa, super notiamo il dettaglio. Notiamo il del dettaglio bicolor. dell'azzurro rosa, sì, e del rosa azzurro. E dell'arancione. E guarda che male che stanno insieme a queste scarpe. Sì, guarda che male abbinata che sono. Blu, nero. Avrei dovuto mettere un cappellino rosso, ecco, per rovinare il tutto. Mi vedrete con degli outfit veramente terribili in montagna. Dovrò iniziare a comprare qualcosa. A non fare più video. Dovrò smettere di fare video, esatto. Noi adesso stiamo arrivando da là, non guardiamo questi segnali che portano a questo bivio, ma proseguiamo ancora. Più avanti dovrebbe esserci un altro bivio e allora lì dovremmo prendere a destra in direzione Monte Chiastellat. Direi essere abbastanza evidente. Abbiamo percorso 2,5 km, tutti nel bosco. Adesso arrivati a questo bivio noi proseguiamo di là, dove sta andando Ilaria. Facci vedere per dove? No, non di là, di qua. Non quello. Seguiamo questo bivio dove c'è scritto Monte Chiastellat. Dove c'è scritto difficile. Guardate come queste scarpe color nonno si confondono con la vegetazione. A me piacciono i colori nonno. Questo ometto. I segni Kai non mancano in questo fitto bosco. In tutti i video c'è Thanos che torna. Siamo arrivati al bivio per andare a vedere la cima del Chiastellat. Potremmo pensare di mangiare lassù? Mangiare in cima, sì. Un pelino stretto il passaggio.
siamo arrivate. Ti senti fiera? Abbiamo scalato la vetta. Sì, perché più di così non si va in su. La tua seconda cima, Tato? Bello. Siamo arrivate fino qua. Allora, facciamo un dato. 1 ora e un quarto di cammino fino a qua e sono 5 km per arrivare. Un'ascesa di 480 metri. Perfetto, molto semplice. Il paesaggio, la vista è mozzafiato. Noi arriviamo da là sotto dove ci sono i ruderi. Si riparte. Abbiamo deciso di non pranzare qua perché ci sentiamo troppo in bilico, non per la posizione, perché ci possiamo mettere a mangiare dove vogliamo. Preferiamo andare in una zona dove anche Thanos è più safe. Quindi torniamo giù, troviamo un posto un po' più comodo dove mangiare. Siamo arrivate al punto del pranzo che offre un bellissimo punto panoramico. Ecco, se potete vedere la vastità del Friuli Venezia Giulia, tutta la sua bellezza. Siamo in cresta, purtroppo immerse all'interno delle nubi. Noi veniamo da là. E questo sarà il nostro spot pranzo. Non è niente male però come spot pranzo, con tutta questa nebbia che ci passa vicino. Ilaria ha preparato per pranzo un couscous stracotto. Così non ci resta sullo stomaco. Meno male, grazie che pensi sempre a tutto. Aggiornamento, abbiamo mangiato il couscous scotto, il couscotto. Adesso che è arrivata la nebbia più totale e la pioggia Più totale. ci stavamo proprio godendo il momento, ma la pioggia ha deciso che non era il momento di godere troppo e quindi adesso si ritorna verso il basso. Il sentiero che era laggiù. Dove sarà? Là è il sentiero, lo recuperiamo. Guarda che nebbia agli erticolli. Lo recuperiamo e ci inoltriamo nuovamente, credo, nel bosco per andare a coprirci un pochino da questa pioggerellina che va e che viene. Ci tocca passare sotto il bruttissimo specchio elettromagnetico. Sarà cosa buona passare qui? O forse stanno cercando di far fuori degli escursionisti? Sembra un rimasuglio di Chernobyl. Brutto.
però con la nebbia non si vede quanto è brutto. Siamo arrivati a una cima. Un'altra. Con un bellissimo panorama. 2 cime oggi. Bene. 2 cime. Peccato non riuscire a farvi vedere niente della bellezza che ci circonda. Dovrete accontentarvi di noi. Non so se funziona. Sai che cosa mi sta piacendo? Cosa? Con tutta questa nebbia non vedo lo strapiombo. Sì, è vero, è vero. Rassicura. Potrebbe essere una cosa davvero pericolosa. Sì, una roba tipo Sì, così. noi tipo, stiamo qui serene, in realtà potremmo morire da un momento all'altro. Beh, evitiamolo, andiamo dall'altra parte. Ok. Andiamo di qua. Wow! Il paesaggio probabilmente sarebbe stato bellissimo. Noi arriviamo da lassù, siamo ritrovate a questo bivio e adesso scendiamo. Okay. Guarda, eravamo in un poligono di tiro. È bello vedere il cartello all'uscita invece che all'ingresso. Però nessuno ci ha sparato, dai. Perché non sei felice di essere sopravvissuta a un poligono di tiro? Cioè, è come andare in un campo minato e saper di aver evitato tutte le mine. Bellissimo. Beh. Comunque al primo test di queste Ultra Raptor confermo che sono comode, confermo tutta la loro storia e il fatto che siano delle scarpe ormai straconosciute. Infatti non farò una recensione perché ce ne sono 1 miliardo di recensioni. Abbiamo cambiato paesaggio. La prima scarpa che ho comprato da trekking è stata la Akira, sempre della La Sportiva. Sono contentissima di averla presa. È una grandissima scarpa. Secondo me, ma è un mio parere, un po' meglio della Ultra Raptor. Volevo cambiare scarpa, volevo provare queste rinomatissime Ultra Raptor. L'ho fatto, sono contenta. Adesso queste mi porteranno avanti per un po' di stagioni, fino a che non decideranno di abbandonarmi anche loro. Per ora super approvate. Siamo arrivate al grande bivio che abbiamo fatto all'andata. Quello lì è il bivio, noi siamo salite di là nel bosco e adesso siamo tornate indietro da qua. Adesso ci aspettano ancora 2,5 km all'interno del bosco e dopodiché saremo arrivate alla macchina. Bene giusti, siamo giunti alla macchina, finalmente siamo arrivati. Cosa c'è da dire di questo bellissimo anello che abbiamo fatto quest'oggi? È semplice, lo possono fare tutti. Ci sono dei punti un po' esposti dopo la vista dal monte perché si scende in cresta, quindi diciamo che non lo so, ma dovrebbe esserci un po' di strapiombo. Purtroppo la visuale oggi è stata quella che è stata, le nuvole erano basse, ci siamo beccati un po' di foschia, non abbiamo potuto apprezzare il panorama. Ho visto delle foto e anche qualche video su internet e effettivamente la visuale da lassù è davvero tanto bella, veramente tanto bella. È andata così, abbiamo comunque fatto la nostra bella avventura, la nostra gita giornaliera. Visciorino un 2 dati che sono: abbiamo fatto 12 km e 600 metri di ascesa. Con grandissima calma abbiamo camminato 4 ore e qualcosa, con grandissima calma. È tempo di tornare in quel di casa. Vi dico due cose. Ho comprato le uniche Raptor fallate perché questa linguetta sta su e invece camminando questa ha deciso che deve scendere sempre. Però i bastoncini della Camp si sono rivelati un ottimo acquisto, belli, leggeri, e magari ve ne parlerò in un altro video. Grazie di essere stati con noi, vi auguro una buona giornata, buone camminate, ciao Giusti!